La fisioterapia per i nostri amici a quattro zampe è diventata sempre più importante per garantire loro una buona qualità della vita. Oggi siamo tornati nella clinica VetLife di Cosenza insieme al dottor Francesco Benvenuti e parliamo di artrosi. Ecco, dottor Benvenuti, intanto cos'è l'artrosi? Buongiorno a tutti, innanzitutto l'artrosi è una patologia che oggi porta molti cani nella nostra struttura ed è un problema che mi trovo a dover gestire molto frequentemente, anche perché il sintomo principale dell'artrosi è il dolore e la zoppia, che purtroppo è un problema che il proprietario sente molto per il proprio amico a quattro zampe e quindi mi trovo a dover gestire questo problema molto di frequente. L'artrosi può colpire qualsiasi tipo di articolazione, ma in particolare vengono colpite le articolazioni del bacino, quelle del ginocchio e quelle dei gomiti. Possono essere colpiti animali giovani e animali adulti e anziani. I giovani generalmente vengono interessati da patologie genetiche dello scheletro, quale può essere la displasia dell'anca, la displasia dei gomiti, la lussazione delle rotule, mentre gli animali anziani hanno delle degenerazioni articolari fisiologiche dovute all'età. Anche il peso, il sovrappeso, l'obesità sono fattori predisponenti per queste problematiche, quindi spesso devo gestire anche il controllo del peso dell'animale. Ecco, come si interviene in caso di una diagnosi di artrosi? Come garantire una buona qualità della vita ai nostri amici a quattro zampe? Allora, l'intervento deve essere quello innanzitutto nella riduzione dell'infiammazione e del dolore. Se siamo in una fase acuta, l'intervento con dei farmaci antinfiammatori e degli integratori specifici per le articolazioni è l'intervento più importante che dà un effetto immediato sul problema. Dopodiché partiamo con delle sedute di fisioterapia strumentale che hanno anche queste un'azione antinfiammatoria e antidolorifica. Mi capita di utilizzare le stesse attrezzature, le stesse macchine che si utilizzano in fisioterapia umana. Questa è la magnetoterapia, sono delle onde elettromagnetiche che vanno a modificare in positivo quello che è il metabolismo delle cellule, che nel caso dell'artrosi è un metabolismo alterato che quindi deve essere rimesso a posto. Oltre alla magnetoterapia possiamo utilizzare gli ultrasuoni. Queste sono delle onde sonore che penetrano nei tessuti profondi, arrivano all'articolazione e vanno a migliorare quello che è la circolazione sanguigna a livello articolare. Anche questa ha un'azione antinfiammatoria e antidolorifica. E infine abbiamo il laser, la laser terapia. Qui invece parliamo di onde luminose che sono concentrate, arrivano anche queste nei tessuti profondi migliorando il flusso ematico e quindi hanno anche questa un'azione antinfiammatoria e antidolorifica. La ripresa per quanto riguarda i cani colpiti da artrosi? Diciamo che è un problema cronico che non può essere assolutamente risolto nel 100% dei casi, ma sicuramente è un problema che va gestito per quanto riguarda il discorso del rallentamento di quelli che sono tutti i fenomeni degenerativi a livello delle articolazioni, in modo da portare il cane ad una qualità di vita accettabile per tutto quello che è la sua attività giornaliera. Grazie al dottor Francesco Benvenuto per i preziosi consigli, grazie al nostro Coco, bravissimo e bellissimo, che oggi ci ha fatto compagnia e come sempre grazie anche a voi, alla prossima, arrivederci.